Ok. Buongiorno bellissimi, sono le 8:30 ed è il giorno 113. Oggi è il 19 settembre e probabilmente quando vedrete questo video io sarò già a casa. E non so ancora se quindi questo video sarà collegato alla giornata precedente oppure no, lo scopriremo. Quindi faccio un piccolo riassunto di quello che è successo ieri sera. Mi si è staccato ancora una volta il paletto della tenda. Non so se ricordate, tanti giorni fa si era rotto, l'avevo aggiustato e poi però ho un po' dimenticato la situazione perché funzionava bene. E niente, ieri sera si è rotto definitivamente e come unica soluzione sono riuscito, dopo 2 tentativi durati fin troppo, alla fine ho deciso di eliminare uno dei pezzetti della paleria, dei paletti, sia da un lato che dall'altro, in modo da far sorreggere comunque la tenda, sebbene di 30-40 cm più bassa. E devo dire che ha funzionato, a parte il fatto che è diventata la tenda degli Hobbit piccola e floscia. Per il resto ha tenuto e sono stato al caldo, anzi per assurdo, essendo più piccolina c'era anche più caldo, l'aria deve essere scaldata più rapidamente. L'unico difetto è che si bagna molto di più e non essendo areggiata, non essendo il telo sollevato, staccato dal telo interno, uno bagna l'altro. E quindi il primo obiettivo della giornata di oggi sarà raggiungere un paese a 20 qualcosa chilometri di distanza da qui, perché c'è la Decathlon e là compriamo della paleria di ricambio. Cosa pensate di questa cittadina? Io, boh. Comunque tutti quei cartelli o quei segnali con i chilometri per Santiago sono tutti sbagliati. Non ne trovo mai due coerenti uno con l'altro. Cioè, ieri ho trovato 510 km, oggi 560. E quindi non guardateli neanche, tanto i chilometri non contano. Ore 11:30, ho fatto una lunga pausa su 2 panchine con una fondana dell'acqua vicina, perché era il posto perfetto per asciugare il telo della tenda e la tenda interna. E sebbene voglia arrivare alla Decathlon, questa era la priorità, perché non voglio trovarmi stasera con una tenda floscia, piccola e bagnata. Mettete caso che non dovessi raggiungere la Decathlon, questa sarebbe stata l'eventualità. Quindi la priorità assoluta era asciugare la tenda. E nel frattempo ho fatto un sacco di belle cosine. Ho lavato i calzetti, ho lavato la camicia, mi sono lavato io, adesso sono tutto profumato. E dato che è avanzato del tempo, ho anche fatto il buco alla conchiglia che ho trovato in spiaggia ieri o l'altro ieri. Oddio, l'altro ieri, la conchiglia che ho trovato in spiaggia, e l'ho fissata sul marcello. Vediamo se resiste più delle ghiande che si sfilavano ogni volta. Hola. Cheers. Sono le 2 e ho conosciuto Ladia, che sta facendo anche lui il cammino di Santiago. È partito. Where do you start? In San Sebastiano. In San Sebastiano, anche lui va verso Santiago. Ed è il primo pellegrino giovane che conosco, che incontro, e mi ha fatto un po' di compagnia. Oggi lui farà ben 40 km, quindi oggi correrà un sacco. Mi ha detto che taglia una tappa. E abbiamo incontrato anche un altro gruppetto di pellegrini giovani, che è una cosa nuovissima per me. Finora non avevo veramente incrociato nessuno e camminare in compagnia devo dire che è interessante, diverso. Ore 2:30,
pausa pranzo, che non è in realtà una pausa perché mangiamo camminando, dato che l'Adia deve fare un sacco di chilometri, allora continuiamo anche mentre mangiamo. Ore 3:30, ho salutato l'Adia che va verso Santillana del Mar e noi invece proseguiamo in direzione di Torre qualcosa, dove c'è la Decathlon, e vediamo di risolvere quel problema con la tenda. Vediamo se ci riusciamo. Torre la Vega, così si dice, l'ho scoperto parlando con un vecchietto. Comunque è stato molto piacevole passeggiare con l'Adia, mi ha raccontato un po' di cose, mi ha parlato di lui, del motivo del suo viaggio. È stato molto interessante e è interessante scoprire che per lui il problema maggiore finora è stato il sole. Ma non il sole per il caldo, il sole per le bruciature, perché si vede che ha una pelle delicata e per nulla abbronzata, e quindi mi ha fatto vedere che ha proprio delle bolle sulle braccia causate dal calore del sole. Ore 4:20 e mi dicono che non hanno niente, che è tutto online ma arriva in 2 giorni, quindi sono molto indeciso se puntare sulla mia idea e andare alla ricerca di una ferramenta o se andare sul sicuro e prendere una tenda. Ore 5, ho provato a comprare queste freccette perché hanno la parte metallica più o meno dello stesso diametro delle asticelle e sembrano resistenti. Proviamo, al massimo abbiamo qualcosa da lanciare. Ho guardato nel tubicino adesso alla luce del sole e ho visto che in fondo è caduta la parte metallica, quindi non è uscita, è solo entrata dentro in fondo. Ok, ho comprato anche questo nastro adesivo che dovrebbe essere molto resistente, anche se pesa troppo per i miei gusti, ma dovremmo essere a posto. Ore 5:30, ripartiamo. Abbiamo già fatto 23 km, quindi non ho interesse a farne tanti, però non mi dispiacerebbe raggiungere il paesino dove si è fermato l'Adia, e che così magari domani mattina lo rincontriamo e facciamo un pezzetto di strada ancora insieme. E invece mancano ancora 5 km a Santillana del Mar, ma penso che ci fermiamo qua. Siamo un po' vicini alla strada, ma è una strada secondaria. Mi sono seduto un attimo su questa panchina e mi sono reso conto che sono proprio stanchetto. Bene, adesso che abbiamo visto che la tenda regge e anche stanotte abbiamo un riparo, direi che mangiamo con prosciutto e con queso ahumado alla pasiega. Buon appetito! A questo punto vi do anche la buonanotte per dopo e grazie per essere venuti anche oggi e ci vediamo domani. Buongiorno bellissimi, giorno 114, ma vi parlo tra poco quando non c'è più traffico. Eccoci, sono le 8:30 e fa freddino, è scesa un sacco la temperatura, al mattino oggi ci sono 11 gradi
e considerando che ho vestiti per lo più estivi, devo indossare più o meno tutto quanto per sopportare il freddo. Avrei dovuto comprare un berretto alla Decathlon, quello sicuramente aiuterebbe un sacco. Comunque stanotte tutto bene, la tenda ha retto e sono molto contento di questo. Ah, e alla fine ieri abbiamo fatto 25 km e considerando che nei giorni precedenti ne abbiamo fatti altri 33, 38 e 33, abbiamo un totale di 129 in 4 giorni. È tantissimo. Prima li avrei fatti in 6 giorni, forse anche 7. È spaziale. Quindi oggi ce la prendiamo con un po' di calma, ma dico sempre così. E poi mi piace molto il modo in cui servono le brioche qua, le tagliano a metà, le scaldano bene, ti portano il burro, la marmellata, top. Ore 10, colazione fatta, sono pieno di zucchero e adesso visitiamo al volo il centro di Santillana del Mar e poi proseguiamo, anche se mi sa che possiamo dedicare un po' di tempo alla cittadina che sembra molto carina così, a una prima occhiata. Ok, sono le 10:10, abbiamo visto praticamente tutto il centro storico, adesso percorriamo la via principale e ho fatto una deviazione per vedere, diciamo, la parte più importante della cittadina, del centro storico, che è la collegiata di Santa Giuliana, non so come si pronunci, ma è molto bello. Ore 10:30, abbiamo infine lasciato Santillana e ho avuto 5 minuti tosti perché non sono andato in bagno stamattina e adesso, appena uscito dalla città, ho iniziato a sentire una necessità assolutamente molto impellente, ma non c'erano posti dove andare e niente, adesso posso dire che ho sperimentato il detto: se fai la cacca nell'ortica poi il culo ti formica. Ma guardate che bella strada dobbiamo percorrere adesso. Undici e mezza e siamo a Barrio Carrobbebondo, qualcosa del genere, difficilissimo da dire. E ho visto un altro cartello con Santiago de Compostela come destinazione a 531 km circa e il mio consiglio è: non guardateli neanche, non ci interessa niente di quanto manca alla fine, non dovete preoccuparvi della meta, di quanti dovete ancora farne, concentratevi sul giorno stesso. Ah, ok, la mia mappa gli aveva dato tutto un altro nome, si chiama Auregna. E si torna a vedere l'oceano, anche se la vista è completamente diversa. E siamo a Cobreces. Ore 12:30 e abbiamo superato i 16 o i 17 km percorsi. Non ho troppa voglia di fare pausa pranzo perché sono curioso di vedere se riesco a raggiungere Ladia e gli altri 4 ragazzi.
e onestamente non ho troppa fame. Tutto lo zucchero di stamattina mi sa che sta ancora bruciando. Fuente de la Salud è del 1876, ma no, sono triste. Però sono felice perché ho incontrato i 4 ragazzi di ieri, non l'Adia che va un po' più veloce di loro, ma loro si fermano proprio qua in questo paesino e mi hanno detto che pomeriggio vogliono stare un po' in spiaggia. E allora, dato che non ho fatto pause ma ho già fatto un buon numero di chilometri, ho pensato che possiamo fermarci in spiaggia a mangiare e magari pomeriggio passiamo qualche oretta con loro, così ricarico anche un po' le power bank oggi che c'è un bel sole e magari faccio anche un bagnetto. Sì! E tanto bene è che la spiaggia è proprio sulla nostra direzione, Playa del Luagna. Ore 5 e un quarto, ho riposato un po', ho fatto un bel bagnetto, ho passato del tempo con Naomi, Travis e Virginia, molto simpatici. Probabilmente li rincontreremo perché adesso non penso di fare tanti chilometri e da quel che ho capito loro domani ne faranno molti e partiranno presto al mattino. Perciò proseguiamo ancora un pochettino ma senza esagerare, così diamo ai ragazzi la possibilità di raggiungerci domani. Ore 6:10. Prima, quando sono uscito dall'acqua, una vecchietta mi ha guardato ed è rimasta allibita, ero più o meno così, quindi mi posso solo immaginare cosa abbia pensato e mi ha fatto molto ridere. Bosco del bicentenario del Mozuku. Questo è interessante. Ci piace. Abbiamo trovato il posticino per la notte e ci sono anche dei tavolini e delle panchine dove adesso mi siederò. Quindi vi do già la buonanotte perché non credo che succederà nulla di importante da adesso in poi, a meno che non si spacchi di nuovo la tenda, in quel caso ve lo dico, ma non credo perché ho visto che regge bene. E ci vediamo domani. Ciao bellissimi, grazie per essere venuti anche oggi.